Ogni anno per San Patrizio vi conto una storia irlandese come un tributo per quest'isola che io chiamo casa. Ma quest'anno vi conto una cosa diversa. Quando io arrivavo qua nel 2012, c'erano picca picciotti italiani e siciliani. Ne potevamo contare. E in mezzo a questi picciotti ce n'era uno che se ne aveva aiutato Messina insegnato, seddeato, perché aveva camurri legali con uno che ci aveva dato travaglio. Aibietto si chiamava. E come arrivò qua in Irlanda, Aibietto un pezzo di tempo e si era più subito a soputia, il siciliano. Faceva cose di mangiare la bella Viero e è diventato girino un punto centrale di tutta la comunità italiana a Dublino. Un giorno hai betto sentito in a Messina perché finalmente c'era l'udienza finale e si aveva a vincere questa camurriere causa che ci aveva fatto contro Chisso. Ma la sera prima di ir al tribunale hai betto ci venne un attacco di cuore e spero per sempre, senza dire niente. E quindi segnò tutta una parte della comunità italiana a Dublino. Io ancora mi ricordo quando ti diceva, hai detto, ma perché mi dare l'arancina a questo cavolo appena fritta? Non me laura. E mi diceva, figliolo, mangiati l'ora che cavolo. Ciao, hai